Io ho una storia di tanti anni di militanza nel partito, sono stata tra i fondatori del Partito Democratico e quindi arrivare a compiere una scelta di questo tipo non è stato facile. Così Daniela Sbrollini, l'ex senatrice PD passata ad Italia Viva di Matteo Renzi, ha spiegato le ragioni della sua scelta, che, ribadisce, non è avvenuta per ragioni locali ma nazionali. Io non ho votato Zingaretti. In questo ultimo periodo più volte avevo manifestato il mio disagio, il mio malessere rispetto anche ad alcune scelte politiche che sono state fatte e avevo sempre evidenziato anche la necessità di una maggiore apertura e di riprendere in mano soprattutto le ragioni per cui avevano spinto i fondatori del PD nel 2008, come me e tante altre persone, a costruire un partito riformista grande. Ecco, queste ragioni si sono affievolite in quest'ultimo periodo. La prossima settimana sarà cruciale per la definizione delle caratteristiche che avrà il nuovo soggetto politico, che in Veneto, con l'appoggio della deputata Sara Moretto, deve affrontare i nodi cruciali dell'economia, dell'autonomia e dell'immigrazione. Quindi io e Sara Moretto vorremmo anche iniziare a lavorare di più su questi temi. L'autonomia la riprendo in mano perché è un tema fortissimo, non ci sono alibi, Salvini non l'ha voluta fare l'autonomia. Possiamo stare sereni allora? Non mi piace tanto questa frase perché non ha portato tanta fortuna in passato, però io dico ritrovare un clima di tranquillità e di rispetto reciproco, forse questo ci aiuterebbe meglio e la politica però dovrebbe dare il buon esempio, non sempre l'ha fatto.